Laurence Hartmann, giornalista ed ex portavoce del Tribunale Internazionale dell'Aia, parla del rapporto tra la Realpolitik e la giustizia. Polemiche a Budapest per la politica di Orban che rilascia visti a imprenditori cinesi se acquistano titoli di Stato ungheresi. Il Holodomor in Ucraina, i milioni di morti causati dalla carestia provocata da Stalin con la collettivizzazione delle campagne. Tra gli imprenditori italiani che hanno scelto l'Albania per realizzare i propri progetti c'è anche un giovane casaro di Barletta. Una mostra a Vienna presenta l'evoluzione della percezione del sesso nel discorso pubblico dai tempi degli Asburgo ad oggi. L'11 luglio 1995 l'enclave protetta di Srebrenica fu occupata dall'esercito serbo-bosniaco, comandato dal generale Ratko Mladic. Nei giorni successivi oltre 8.000 prigionieri bosniaco-musulmani furono uccisi e gettati in fosse comuni. Anni dopo la giustizia internazionale ha definito quel crimine un genocidio, condannando i vertici politici e militari che lo avevano pianificato e eseguito. Sul posto c'erano i caschi blu olandesi e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva autorizzato i raid della NATO, ma nessuno intervenne. La giornalista francese Laurence Hartmann, dopo anni di ricerche, ha pubblicato un libro, La Realpolitik del sangue, nel quale spiega perché. Sappiamo esattamente chi ha ordinato il genocidio, come si è svolto, il numero delle vittime, dove sono sepolte, ma quello che non sapevamo è come questo genocidio in Europa alla fine del XX secolo ha potuto verificarsi, quando per la prima volta nella storia dei genocidi eravamo in una situazione tale per cui c'erano tutti i mezzi per impedirlo. Gli aerei della NATO avrebbero potuto fermare i carri armati serbo-bosniaci che, incolonnati su una stradina di montagna, andavano verso l'enclave. La decisione di non farli intervenire fu presa da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. C'è stata una decisione segreta, abbiamo la copia del documento americano convalidato da Francia e Gran Bretagna di sospendere i raid della NATO. Ma perché le potenze occidentali decisero di non intervenire, malgrado ogni segnale indicasse che ci sarebbe stata una strage? Per facilitare gli accordi di pace bisognava dividere la Bosnia-Erzegovina in due, la configurazione che abbiamo oggi, e Milosevic aveva messo un veto su determinati territori, quelli che geograficamente sono adiacenti alla frontiera con la Serbia. Il 24 marzo scorso la Hartmann, che dal 2000 al 2006 aveva lavorato per il Tribunale dell'Aia per l'ex Jugoslavia come consigliera e portavoce di Carla Del Ponte, è stata arrestata per aver divulgato decisioni confidenziali del Tribunale in un suo libro, Pace e Castigo. I giudici avrebbero deciso di non trasferire alla Corte internazionale di giustizia, che doveva decidere della causa di genocidio avviata da Sarajevo contro la Serbia, documenti che avrebbero provato il coinvolgimento di Belgrado nel genocidio di Srebrenica. Il suo arresto ha mandato un messaggio sconcertante al mondo dell'informazione. Anzitutto che in Europa si può mettere un giornalista in prigione anche violando la Convenzione sui diritti dell'uomo, perché quello che ho scritto è vero, avevo il diritto di scriverlo, avevo il diritto di pubblicare quell'informazione. Se le autorità nazionali o internazionali non sono sotto la pressione dei media, non avranno alcun interesse a rispettare le leggi. Nonostante l'arresto, il suo giudizio sull'opera del Tribunale Penale dell'Aia per l'ex Jugoslavia e sulla giustizia internazionale non è del tutto negativo. La prima fase è stata straordinaria sia per l'ex Jugoslavia che per il Ruanda. Si decide che quanti hanno commesso genocidi e crimini contro l'umanità dovranno rispondere delle proprie azioni e si avvia un meccanismo che porta alla creazione di una Corte Penale internazionale permanente. Poi però si fa marcia indietro. Dopo l'11 settembre 2001 comincia la guerra al terrore. Abbiamo un'amministrazione americana che in quel momento non trova altra risposta che reintrodurre la tortura, sapendo che è una violazione del diritto internazionale di guerra. Per proteggersi però si indebolisce la giustizia. La politica ha sempre pensato che la giustizia internazionale dovesse essere anzitutto uno strumento politico. Si minaccia di giudicare i tiranni o quelli che non si piegano alla nostra volontà, ma la giustizia non è credibile se non è giusta. Or la justice n'est crédible que si elle est équitable. Kérem, szavazzanak!
Sono mancati appena 2 voti alla maggioranza parlamentare ungherese perché entrasse in Costituzione il divieto di accettare le quote obbligatorie di ridistribuzione dei migranti presenti nell'Unione Europea. L'esito non è stato quello sperato dal primo ministro ungherese, il conservatore Viktor Orban, che poco più di un mese prima aveva ottenuto un'altra mezza delusione dal referendum popolare da lui stesso voluto per dire no alla ridistribuzione forzata. La consultazione ha mancato il quorum del 50% di 6 punti ed è risultata non valida, anche se la stragrande maggioranza dei votanti, il 98%, ha detto no alle quote obbligatorie di immigrati. Forte di questo numero, Orban aveva deciso di portare il divieto in Costituzione, ma in Parlamento, dove servivano i 2/3 dei sì, la maggioranza è rimasta vittima della trappola preparata dal partito di opposizione di estrema destra, Jobbik. La formazione ultranazionalista chiedeva al governo di ritirare la legge che permette a facoltosi cittadini non comunitari di ottenere un permesso di soggiorno nell'area Schengen a fronte di un acquisto di buoni del tesoro pari a 300.000 euro. Fidesz, il partito di Orban, ha risposto con un secco no a quello che ha definito un ricatto. La maggioranza di coloro che hanno investito sui buoni ungheresi proviene dalla Cina. Tra i vantaggi sottolineati sul sito dell'immigrazione in cinese c'è la libertà di non risiedere in Ungheria e dunque di girare liberamente in Europa. Che il divieto sia o no in Costituzione poco cambia per Orban in termini pratici. Sulle quote dei migranti la posizione ungherese di ferma chiusura, tanto da irritare non poco il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi, che ha annunciato un possibile veto al bilancio dell'Unione Europea se Bruxelles non prende provvedimenti contro paesi come l'Ungheria che respingono la solidarietà. Il portavoce del governo di Budapest, Zoltán Kovács, risponde a queste critiche richiamando a sua volta indirettamente l'Italia al rispetto delle regole. La prima misurazione della solidarietà è rispettare le regole. È impossibile che qualcuno le segua e altri no. E quello che vediamo da 1 anno e mezzo è che alcuni paesi in sostanza decidono liberamente di non seguire le regole. Questa posizione ungherese vale non solo per le migrazioni, ma anche nell'economia. Ad alcuni paesi è stato permesso di superare il 3% di deficit negli ultimi 2 anni. Tuttavia gli sbarchi sulle coste italiane proseguono senza sosta e allora chiediamo a Kovács quale sia la proposta ungherese quando si avvicina a un barcone sul punto di affondare, visto che Budapest non intende farsi carico del problema. L'Europa dovrebbe essere abbastanza forte da fermare queste barche prima ancora che partano. Dovremmo fare degli accordi internazionali e, se necessario, questa è la proposta ungherese, usare anche la forza militare o far rispettare il diritto internazionale su quei paesi che mandano questi migranti illegalmente in Europa contro ogni protocollo internazionale. Nel frattempo l'Ungheria ha negli ultimi mesi ulteriormente rafforzato i propri confini, facilitando il lavoro della polizia nel fermare e respingere in Serbia chi è riuscito a superare la recinzione costruita l'anno scorso. Il gigantesco arco in acciaio progettato per coprire il reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl è stato finalmente posizionato. L'operazione di traslazione, parte di uno dei progetti ingegneristici più ambiziosi al mondo, è durato 2 settimane. L'arco è stato fatto scivolare sul reattore grazie a un sistema di martinetti idraulici. All'impresa ha partecipato anche la Cimolai. L'azienda friulana ha realizzato gli elementi in acciaio, 25.000 tonnellate di tubi che costituiscono l'intelaiatura degli archi. Gli operai hanno già iniziato a smantellare le parti instabili del vecchio sarcofago in cemento costruito in fretta e furia subito dopo la catastrofe. Il reattore numero 4 di Chernobyl esplose il 26 aprile del 1986. Dei cosiddetti liquidatori, gli operai, i tecnici e i piloti di elicottero che per primi intervennero per ricoprire il reattore esploso con una colata di cemento, solo pochissimi sono sopravvissuti alle radiazioni. In qualsiasi parte del mondo nessuno merita la morte per fame.
L'ultimo sabato di novembre le mamme ucraine spiegano ai figli quel che le loro nonne non potevano raccontare. Holodomor è stato un sterminio per fame voluto e orchestrato dal regime comunista di Stalin. Loro hanno tolto tutto. Significa che tu devi fare come dico io, tu non sai dire nulla, non puoi dire, devi seguire i miei ordini. Perché dovevano annientare lo spirito libero degli ucraini. Una mostra al Museo Civico di Bari racconta quel che accadde negli anni 30 in Ucraina. Stalin decide di praticamente di imporre la consegna di tutti i viveri, di tutti i prodotti della terra. Contadini ucraini, laboriosi e intraprendenti, costretti dall'Unione Sovietica a morire di fame in una delle terre più fertili del mondo. L'unica colpa, non voler cedere i propri campi e i loro frutti alla grande Russia. Sono stati senza cibo, che andavano a mangiare erba. Mia nonna, lavorando a campo, preso un sacchetto di grano per portare 8 figli e ha avuto 5 anni di carcere. E dopo 5 anni, tornando, ho trovato soltanto un'unica figlia, altri 7 morti. Il significato parola di Holodomor, questo significa che persone non c'è cosa da mangiare, che proprio tolto tutto dal cibo, non ci stava niente vicino e per questo è portato morte. Le mamme per anni non hanno raccontato, ma i figli dai loro gesti intuivano che qualcosa era successo. Per mia nonna un pezzo di pane è sicuro valeva di più di un pezzo di oro. Al termine di ogni pasto i vecchi spezzavano un pezzo di pane, lo mangiavano insieme, si guardavano, poi lacrimavano gli occhi. Un modo per ricordare quei momenti che non potevano raccontare, un gesto per insegnare l'importanza di aiutarsi a vicenda nei momenti duri. Lo stesso accade oggi con il Donbass occupato da ribelli filorussi armati fino ai denti, milioni di persone costrette a fuggire, accolte dai loro concittadini a pochi chilometri dal fronte. Mia mamma mi ha così imparato che quando tu vedi fame persone che chiedono mangiare, dai sempre. Almeno 3,5 milioni di morti, forse 11. Stalin causò quello che l'Europa nel 2008 ha definito un crimine contro l'umanità, il risultato di politiche crudeli per l'ONU, un genocidio per l'Ucraina, riconosciuto da 19 nazioni indipendenti, insomma una vergogna per la storia. L'Unione Sovietica non aveva compreso quanto era forte l'anelito di libertà di un popolo con la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni. Oggi come allora l'Ucraina si sente parte dell'Europa e lavora alle riforme, ha spiegato il presidente Poroshenko nella giornata nazionale della dignità e della libertà del popolo ucraino. Durante la commemorazione, che si è svolta anche in alcune città italiane, sono state ricordate le vittime di Holodomor e i manifestanti morti in piazza Maidan nel 2013. Protestavano pacificamente, ha spiegato il nuovo presidente, contro un piano del vecchio governo fatto per trasformare l'Ucraina in un angolo dell'impero russo. Qui facciamo la vera mozzarella pugliese. 28 anni di Barletta, professione casaro. Michele Barbaro è uno dei circa 107.000 italiani che nel 2015 hanno scelto di espatriare. Per lo più giovani, fra i 18 e i 34 anni, il 50,8% originario del sud Italia. Secondo l'ultimo rapporto della Fondazione Migrantes, le mete preferite dai nostri connazionali sono Germania, Regno Unito, Svizzera, Argentina, Brasile e Spagna. Michele invece è uno dei pochissimi che ha optato per l'Albania, è venuto a cercare fortuna a Durazzo. Ci sto combattendo, l'abbiamo trovata, però la strada adesso la dobbiamo percorrere. Un caseificio nella zona industriale e 2 dipendenti albanesi. Michele percorre la sua strada per il successo producendo ogni giorno circa 150 kg di mozzarelle, burrate, ricotta e caciocavalli. La mia specialità? Ma la ricotta forse, perché è l'unico prodotto che davvero posso differenziare dagli altri, perché c'è un piccolo segreto.
Oltre a pizzerie, ristoranti e supermercati, Michele rifornisce anche tutti i privati che vengono a trovarlo direttamente in caseificio. Fa questo lavoro da quando aveva 18 anni, ha lavorato con gli andriesi, i maestri della mozzarella e della burrata. È per questo che adesso a Durazzo può offrire agli albanesi veri sapori di Puglia. Anzi, questi latticini, sostiene, sono più buoni di quelli che realizzavi in Italia. Io penso che questa sia una mozzarella superiore. La differenza è che qui il latte è buono. Il latte che arriva in Italia è latte importato, quindi non è neanche fresco. Ovviamente non è per cercare un latte migliore che è venuto in Albania. I costi molto ma molto più bassi rispetto a quelli italiani. La possibilità di abbattere i costi di produzione è il motivo che spinge tanti imprenditori italiani a delocalizzare la loro impresa in Albania. A Durazzo però Michele innanzitutto è riuscito ad avere la sua grande chance, quella che per anni ha cercato inutilmente in Puglia. In Italia comunque sarei rimasto sempre un semplice operaio, mentre qui hai la possibilità di crescere. Se hai l'abilità e la volontà di poter fare, qui c'è posto. Un posto che adesso Michele sta provando a cercare anche per la sua famiglia, l'unica cosa che gli manca dell'Italia. Non stanno pensando, stanno provvedendo. Lo faranno pure loro in prossimo. Sì. Perché il mio papà è pensionato e quindi vivere in Italia significherebbe restituire la pensione allo Stato. I pensionati italiani nel paese delle Aquile non sono pochi. Qui con 400 euro al mese si riesce a vivere più che dignitosamente, senza accantonare sogni e speranze di una vita. Michele, qual è il sogno della tua vita? È il sogno di tutti quanti, credo. Una famiglia, è una vita. Non voglio essere ricco, voglio stare bene. In Albania? Ma vediamo questo. Questo si vede. Non lo sappiamo. Sappiamo cosa dobbiamo fare oggi, non domani. Oggi gli austriaci tornano alle urne per ripetere il ballottaggio per le presidenziali tra il verde Alexander Van der Bellen e il nazionalista Norbert Hofer. A maggio, per un pugno di voti, aveva vinto Van der Bellen, ma la Corte Costituzionale aveva annullato il risultato per irregolarità nello scrutinio dei voti per corrispondenza, azzardata qualsiasi previsione. Nei sondaggi la differenza tra i due candidati è minima. Anche questa volta potrebbero essere decisivi i voti per corrispondenza. Il numero degli austriaci all'estero che hanno richiesto una scheda è aumentato di 1/3. Questa possibilità di voto è però concessa anche ai residenti in patria. L'ecologista Van der Bellen è un convinto europeista. Hofer invece durante la campagna elettorale ha puntato soprattutto a rafforzare il consenso tra i ceti popolari e tra gli elettori cattolici. Piacere, controllo, trasgressione. Sono le linee guida della mostra Sesso a Vienna allestita al Wien Museum, perché è nella metropoli danubiana che tra 8 e 900 la sessualità diventa oggetto di indagini e riflessioni. Due nomi tra i tanti, Sigmund Freud e il suo allievo Wilhelm Reich. È sicuramente esagerato dire che Vienna ha riscoperto la sessualità, però è un fatto che Vienna è uno dei centri della ricerca in campo sessuale e che da qui vengono nuovi spunti e nuovi modi di considerare la sessualità. Lo sguardo è il primo e più elementare segnale erotico. Tutti comprendiamo il linguaggio degli sguardi. Fino all'800 i ruoli erano chiari e definiti. Gli sguardi non sono mai neutrali, ma sono sempre stati normati. La situazione classica è che l'uomo guarda la donna, mentre la donna non può ricambiare lo sguardo. Nel primo Novecento la grammatica cambia. Al Prater, il parco di Vienna, una donna sfida apertamente un uomo e a sua volta è guardata con interesse da un altro. La sessualità è finalizzata alla famiglia e alla riproduzione, dice la norma. La sessualità è piacere, dice il nuovo secolo. A Vienna si girano i primi filmini osè. I giornali pubblicano annunci erotici. I bordelli sono legali e fanno ottimi affari. E anche se punita, l'omosessualità è tollerata in certi locali.
Negli anni 60 arriva la pillola, nuova spinta verso la liberazione sessuale. Molti giovani fondano comuni, l'amore è libero, la coppia aperta. A quel che resta del pudore dà un colpo micidiale la cantante Nina Hagen con un'apparizione alla TV austriaca nel 1979 che fece epoca. Aprono locali per scambisti, l'omosessualità è ampiamente esibita, molta libertà e poco controllo. E la trasgressione esiste ancora? Oggi la sessualità viene vista da certi gruppi come autodeterminata, come un qualcosa che non è riconducibile semplicemente all'elemento maschile o femminile. Ciò che conta è l'amore, che va oltre i confini tra i generi. Io sono Adamo, io sono Eva, io sono io, dice il manifesto del Life Ball, controcanto al tradizionale ballo dell'opera. Transgender è la nuova frontiera della sessualità. La mostra al Wien Museum resta aperta fino al 22 gennaio.